C'è già chi parla di una vera e propria ghigliottina che si è abbattuta sulla scuola italiana. I tagli decisi dalla finanziaria colpiscono in particolare il Sud. Gli accorpamenti che avranno effetto a partire dall'anno scolastico 2012-2013 riguardano Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. E parlando di numeri, saranno 2.600 gli stipendi in meno e ci saranno istituti che accoglieranno anche 1.000 alunni, diventando istituti comprensivi dalle materne alle medie. Relativamente alla Sicilia, sono 142 gli istituti scolastici coinvolti nell'ambito del piano di dimensionamento regionale delle scuole, imposto dalle ultime disposizioni del governo centrale per la stabilizzazione finanziaria. Relativamente ai licei artistici, la Regione ha ritenuto di non procedere dando seguito ad interventi di dimensionamento, poiché si procederà, dichiara l'assessore all'istruzione Mario Centorrino, in tempi brevissimi alla verifica della possibilità di attivare provvedimenti di accorpamento con gli istituti d'arte regionali. Questo enorme sforzo organizzativo prosegue e costituisce nell'immediato il massimo di contrazione possibile, al di là della quale si rischierebbe di incidere negativamente sull'efficacia dei processi educativi nell'ambito regionale e soprattutto in quei contesti in cui l'istruzione è il più avanzato strumento di contrasto alle carenze socio-economiche e alle devianze comportamentali. Per la predisposizione del documento, l'assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale ha coinvolto, con l'attivazione di un apposito tavolo tecnico, tutti i soggetti istituzionali interessati, dunque enti locali, UPI, ANCI, organizzazioni sindacali della scuola sia regionali che territoriali, consigli scolastici provinciali, uffici scolastici regionali e territoriali. Per coniugare l'esigenza di garantire un servizio scolastico ottimale con la necessità di realizzare una riduzione della spesa, si è proceduto anche, come detto, a numerosi accorpamenti di istituzioni scolastiche. Nell'Agrigentino gli accorpamenti a grandi linee riguardano l'Istituto Comprensivo Garibaldi, Lauricella Pirandello, poi Pascoli, Don Bosco, Plesso per l'Infanzia Castagnolo, Castagnolo Terzo Circolo Didattico e Seneto e ancora Anna Frank Quasimodo e Quasimodo Quarto Circolo Didattico di Agrigento. Il Liceo Scientifico Saette e Livatino di Canicattì, il Circolo Didattico Bosco e l'Istituto Comprensivo Sant'Agostino e anche il Crispi di Ribera. Per l'assessore Centorrino si tratta di una strada obbligatoria, improntata sul risparmio senza rinunciare alla qualità didattica dei processi educativi e formativi.